sì. Noi non potevamo resistere, avevamo gli occhi lucidi, così come cantava Ultimo. Appena abbiamo visto apparire Daniele Cipri in collegamento con noi, non è la prima volta che lo ritroviamo. Quest'oggi racconteremo la bottega dei bottoni, ma prima, tra l'altro bello scioglilingua anche la bottega dei bottoni, veloce può mettere in difficoltà, ma stavamo scoprendo insomma che tu rimani sempre, come tutti, stregato, e allora ti sei intrufolato anche all'interno di una sua masterclass. Ma sì, perché voglio dire, quando hai davanti un gigante come Daniele Cipri, ma non lo dico per falsa piaggeria, ma perché lui ha conservato quel carattere, quell'umiltà, quell'amore di riversare il suo sapere, che non è comune, non è scontato. Quando tu fai un percorso, lavori con grandi registi, firmi la regia di tanti lavori, un po' forse conoscendo altri tuoi colleghi, Daniele, se li tengono stretti, magari tendono anche a scoraggiare giovani che vogliono intraprendere questo meraviglioso mondo della settima arte. Invece Daniele, cioè io ormai lo conosco da anni, è di una generosità disarmante sul set, non si risparmia mai. Io poi ho visto da cucciolo Davide Vigore, che mi è piaciuto molto riproporre questa bellissima fotografia. Daniele, qua siete in uno dei quartieri, siete nel centro storico, no? Sì, credo al Capo. Al Capo, sì. Sì. Dove c'è quella fontana, insomma, era una scena... Anche tante bottiglie di birra crudelmente abbandonate lì intorno. Sì, è la grande bellezza fatta da Davide Vigore, la bellezza imperfetta, no? E quindi praticamente abbiamo preso quel quartiere dove c'era un grassone che si lavava, era l'alba, e quindi era l'iconografia di una città che si risveglia, no? Fra l'altro con mezzi molto poveri. Sì. Io dico sempre a Davide Vigore, mi fa fare il Bigazzi con i ferri del Luna Park, no? Perché non abbiamo molti mezzi, però è bello proprio per questo, perché uno si cimenta ad avere pochi mezzi, e con pochi mezzi devi realizzare quello che desideri, quello che hai immaginato. Ma poi Daniele, Eliana ha fatto bene a far notare le centinaia di bottiglie di birra. Sistemare il binario con il dolly lì in mezzo a tutti sti rifiuti, cioè è veramente... Rifiuti che vengono tolti quotidianamente e che quotidianamente si provvede a rinnovare, quindi qua bisogna anche dare delle colpe ai palermitani per l'incuria di luoghi che poi affascinano anche per questa folle dicotomia tra bellezza decadente e sporcizia sempre più viva. È vero. Insomma. Poi Daniele, ho scelto anche quest'altra foto che è bellissima, sei un po' incantato alla visione allo schermo di Giuseppe. Di questo meraviglioso, tra l'altro voglio un po' riportare anche quel lavoro che hai fatto con altri personaggi, come il lavoro della Fornace, che ti ha dato tante soddisfazioni, Daniele. Ma oggi vogliamo parlare della bottega dei bottoni. Raccontacela e poi vediamo anche il trailer. Ma guarda, mi ha provocato Davide, perché Davide fra l'altro l'ha prodotto, nel senso che eravamo con una squadra di 40 ragazzi a Roger Noir da Gianmauro Costa, ci ha dato questa sala, insomma abbiamo fatto un dibattito, nel senso che abbiamo capito cosa potevamo raccontare, ma la provocazione era stata che mi aveva proposto di fare una cosa sulla malavita, no? Sulla mafia, in questo caso sulla malavita locale. E allora a quel punto ho raccontato un usuraio che comunque è immaginario, nel senso che ho trovato questo piccolo negozio che apparteneva ad amici di mio papà, perché mio papà quando aveva il negozio aveva questi amici. Allora cercavo una bottega piccola, proprio artigianale, di bottoni, perché è una cosa che sta comunque scomparendo, cioè non è più come una volta, ormai si comprano i bottoni su Amazon, no? E invece la bottega dei bottoni ancora esiste, a Palermo ce ne sono due o tre, e una di queste era un piccolo negozietto dove c'avevo 40 ragazzi in un cortile
con un monitor e una macchina da presa affidata a loro, dove dovevano esercitarsi con me per raccontare due primi piani di due personaggi molto immaginari. Ecco, io parto dalle stelle, no? La bottega dei bottoni è nel cielo, e arrivo in questa bottega dei bottoni immaginaria con un personaggio che ama la madre. Ecco, io ho messo Hitchcock, Psycho, io ho messo tutto quel cinema che comunque appartiene a queste esercitazioni che io faccio, no? Parlare di cinema e contemporaneamente realizzare un'idea, elaborarla per certi versi. E quindi ho raccontato l'usuraio che è nascosto attraverso l'immaginario della madre, ma di fatto è un piccolo uomo, quindi è un nano, che arriva e chiede ancora bottoni. E quindi i bottoni sono l'economia dell'amore e quindi della sopravvivenza per questo personaggio. Ecco. E quindi ho fatto un lavoro diverso, ho raccontato l'usuraio in maniera diversa, ecco, è stato raccontato tra i 35 milioni. È vero. Hai dato anche un aspetto romantico a questa figura. Difficile farlo, molto difficile. Molto, è anche una provocazione. Ci vediamo nella diretta Facebook, qualche immagine della bottega dei bottoni e voglio ritornare a parlarne ancora. Come sempre spazio alla musica per poter dare ulteriore spazio alle immagini in diretta streaming su Facebook, dove siete comunque tutti invitati a partecipare anche in differita, quindi potete recuperare la diretta sulla pagina Facebook di Radio In anche nei prossimi giorni. In musica ascoltiamo i Take That con Sure. Mentre per chi è collegato qui su Facebook, ecco il trailer della bottega dei bottoni. Eccolo qua. Daniele, cioè, voglio dire, l'originalità, sistemare questi bottoni sul viso e poi illuminarli con il tuo stile che ti contraddistingue, cioè per la tua originalità, anche il ricorso al bianco e nero. Daniele, ci seguono tanti ragazzi ogni martedì che vogliono fare i registi, gli sceneggiatori. Mi piacerebbe molto che tu approfondissi questa tua scelta anche stilistica dell'utilizzo del bianco e nero. Ma guarda, il bianco e nero io lo utilizzo, a parte che non l'ho utilizzato più da quando mi sono separato dalla coppia Cipri e Maresco, quindi l'ho mantenuto, come non l'ho inventato, ovviamente il bianco e nero esiste da centinaia di anni, il cinema è nato in bianco e nero, però diciamo l'ho conservato e quindi lo ripropongo attraverso queste visionarietà, questo surreale mondo che comunque deve essere descritto come un non tempo, un non luogo, e quindi il bianco e nero da questo punto di vista mi aiuta tantissimo. Non è una scelta fotografica, anche se diciamo la curiamo dal punto di vista estetico, io dico la curiamo perché sono complice anche chi ha lavorato con me, ma di fatto è una scelta abbastanza decisa, perché devi non avere un luogo temporale e quindi il bianco e nero ti restituisce questa assenza del tempo, no? Il colore ti riporta sempre a qualcosa di contemporaneo, il bianco e nero invece è assente, e quindi già questa è una cosa. Poi il bianco e nero deve essere completato da costumi, trucco nei volti, cioè io non mi limito alle luci, io ho questi ragazzi che comunque mi hanno collaborato e hanno truccato gli occhi come nel cinema muto, gli truccano, poi gli incollano come avete visto i bottoni.
Quindi praticamente è tutta una scelta precisa. Ecco, perché ti dico questo? Perché rimprovero chi utilizza il bianco e nero nel contemporaneo. È una cosa che io sinceramente non accetto, perché il contemporaneo è un virtuosismo, è come muovere la macchina. Esatto. No? Cioè, se tu fai il bianco e nero devi avere uno scopo. Allora, diciamola anche in radio però questa cosa, perdonami, Sì, perché Daniele, abbiamo 5 secondi. diciamola anche alla switch. radio, questo perché è importante. Sì, sì. Nove e 46 minuti, siete in Open Day Cinema su Radio In collegamento con noi il cineasta, regista, direttore della fotografia palermitano Daniele Cipri. Con lui stiamo raccontando uno dei suoi ultimi lavori, La bottega dei bottoni, prodotto da Visco Film. Voglio ricordare che questo è un lavoro che rientra nella progettualità del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola, un progetto di cui abbiamo ampiamente parlato e che testimonia ancora una volta di come un grande cineasta si metta a servizio di un progetto che ha anche una finalizzazione, una veicolazione, che saranno poi anche le scuole. Daniele ci stava raccontando... Sì, ci stava raccontando proprio del taglio che lui ha voluto dare e dell'utilizzo del bianco e nero. Quindi Daniele, scusa se ho fatto una sintesi un po' per i nostri ascoltatori alla radio, ma era doverosa. No, di fatto la scelta del bianco e nero è quella di non avere un tempo, non avere un senso del tempo, il luogo, il contemporaneo. Quindi il bianco e nero ci aiuta a elaborare questo mondo surreale, no? Completato poi dai costumi, dai trucchi nel volto, come si faceva nel cinema muto. Insomma, è una scelta precisa proprio per non avere il senso del tempo, ecco, non avere il luogo, non avere un luogo decifrato, cioè descritto, quindi il colore ti dà quelle sensazioni del contemporaneo. Io il contemporaneo cerco di eliminarlo completamente. Il contemporaneo io ce l'ho dentro l'idea del film, però nel film sono film cinema di fantascienza, fantacoscienza io mi definisco, e quindi con la coscienza viaggio in un tempo che non esiste, però racconto delle cose della realtà. Quindi l'elaborazione del bianco e nero è fatta proprio esclusivamente per cercare di essere un cinema antico, un cinema vecchio, un cinema che non ha un tempo. E quindi da questo punto di vista io quando parlo con i ragazzi, parliamo di cinema mentre facciamo le immagini, rimprovero chi invece utilizza il bianco e nero per il contemporaneo. Credo che sia un virtuosismo inutile, nel senso che uno esteticamente dice guardate quanto sono bravo, però di fatto non è funzionale all'idea, no? All'idea. Io sono un appassionato di cinema di fantascienza degli anni 50, ho visto i film belli e i film brutti, mio padre mi portava a vedere qualsiasi cosa, quindi io sono Scusami, ma quando andavi a vedere i film brutti eri già cosciente che sarebbe stato un film brutto? No. Ah, ok, dico involontario, ok. No, pensa che io ho visto dei film terrificanti, tipo che so, i Godzilla, le tartarughe che giravano in aria, insomma, sono tutte quelle cose che mi hanno dato input comunque nell'immaginario. Cioè, poi mi sono formato con i veri registi, cioè da John Ford, Wells, Dreyer, cioè tutti dei cineasti che comunque devi avere una certa età per capire. Ma ho rivisto, adesso hanno caricato in piattaforma su Rai Play Spazio 1999. Ah, come no, quelle dell'80. Cioè, che già lì 1999 era futuristico, pensa che fa strano invece adesso. Io da bimbo pensavo, ma chissà quando arriverà questo 99. Sì, ma quello già è vecchio per me, sai? Vecchio. Io sono cresciuto ancora più indietro. Sono cresciuto con mio papà nelle sale proprio a vedere, che so, la rassegna dei film di fantascienza che facevano a un cinema a Palermo, pensa che era l'Embassy, che poi da cinema porno diventò in un periodo un cinema normale, e facevano delle rassegne meravigliose. Ho visto, che so, La Terra prese fuoco, l'invasione di ultracorpi, quindi io li vedevo tutti in proiezione perché non avevo l'età per quei film.
quindi li vedo con tutti impressione. Questo è stato un gran regalo che mi ha fatto mio padre, e quindi lì proiettavano i film belli e i film brutti, cioè c'erano i fantascienza che comunque erano tratti da romanzi e i fantascienza che invece erano veramente disastrosi. Lì ho conosciuto il cinema di Mario Bava, ho conosciuto il cinema di Roger Corman, perché poi si mischiavano col cinema dell'orrore. Esatto, dell'horror, sì, Mario Bava noto anche come un pioniere di effetti speciali sul genere horror. E qui la grande passione di Scinardo viene fuori. E la mia paura costante anche emerge, perché io mi taccio appena iniziate a parlare di horror. Anzi, avrei anche quasi voglia di censurarmi e mandare una pubblicità, cioè che non lo faccio apposta, in realtà cade. Daniele, adesso puoi rimanere ancora 2 minuti con noi? Certo. Dai, grazie. Torniamo fra qualche istante, caro. piccolissima pausa e poi ancora Open Day Cinema. I consigli di Radio In. Rieccoci. Eliana. Siamo tornati qui in questo momento in diretta streaming sulla pagina di Facebook per 3 minuti, e fra 3 minuti esatti ci sposteremo anche dall'altra parte. Mentre c'era la pubblicità siamo ritornati su questa immagine, anche se c'è il riflesso del LED e quindi sì, non si vede LED. benissimo. Però poco fa ovviamente avevi detto tipo Psycho, questa immagine di Lo Piccolo che ha accostato questa immagine della mamma che gli somiglia proprio tantissimo, sembra quasi lui con la parrucca bionda, Sì, è una foto che abbiamo realizzato proprio durante il trucco a lui stesso. L'ha fatto una ragazza, adesso non ricordo perché erano 40 come ti dicevo. Abbiamo costruito questa madre di Lo Piccolo immaginaria. Certo, non è complicato, perché Lo Piccolo è molto meraviglioso, cioè, tra l'altro farà parte di un progetto che io sto preparando per quest'anno. Insomma, poi di questo ne parleremo più in là, perché ho diversi progetti, però diciamo che era l'ultima domanda che ti volevamo fare, Daniele. I volti sono quelle cose che sono le prime immagini, ecco, del bianco e nero o del cinema in generale. Per me, ecco, io che sono uno che faccio immagini, per me la prima immagine sono gli attori che siano professionisti o che non siano professionisti, però secondo me è la prima cosa che bisogna scegliere. Ecco, quindi io sono un volto che ti impressioni. Sì, io sono il mondo keatoniano più che cepliniano. Keaton mi ha dato questo insegnamento che la prima cosa che uno deve fare è quello che c'è davanti, non quello che c'è dietro. Ecco, invece oggi si sente troppo la macchina da presa, si sente molto il tecnicismo, mentre prima c'era questa scelta dell'immagine che era quella che rappresentava il film. La ricerca. Ecco, credo che per esempio un regista che a me piace citare, che non cito mai, contemporaneo, che adesso ha fatto un film, credo che Wim Wenders ha fatto un bellissimo film e lo andrò a vedere, perché c'è una nostalgia per questo tipo di cinema che non si sente il tecnicismo, e stiamo parlando di un regista che comunque ha dimostrato il massimo, però è ritornato a un'idea di cinema a parte con l'immaginario, ma con i corpi, con le facce, con la macchina ferma, senza questo virtuosismo totale. E quindi il cogliere questi personaggi in questo modo ti regalano tantissimo, tant'è vero che Lo Piccolo si presta a tutto, cioè a Lo Piccolo gli devo far fare tutto quello che vuoi, cioè lui mi ha detto: io sono la tua schiava. Ha un volto, una fisicità, oltre a un talento. Parla sempre al femminile, perché io sono la tua donna, fai l'amore con me. Quanto lo adoriamo, quanto lo adoriamo. Lo dobbiamo richiamare, da un po' di tempo che non facciamo una chiacchierata con lui. Lo invitiamo presto. Torniamo anche, facciamo lo switch, torniamo anche in FM. Sì. Mentre eravamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, abbiamo parlato a lungo di Giuseppe Lo Piccolo, quindi Giuseppe, se ti fischiano le orecchie sappi che ti arriverà una telefonata a breve. No, con Daniele mi ha fatto molto piacere che ha ricordato questo gigante, questo cineasta che è Wim Wenders, che ha dato tanto alla nostra città. Io, Daniele, ho avuto il privilegio di assistere alla prima del Perfect Days, che è uscito adesso il 4 gennaio, in occasione di Efebo d'Oro. Lui è stato intervistato da Alessandro Raggi,
Rice sul palco del Rouge et Noir, più di un'ora di intervista, e poi appunto ci ha donato, grazie anche alla casa di produzione, questa anteprima di un film che definisco davvero un vero capolavoro, Daniele, perché raccontare la quotidianità di un operatore della toilette di Tokyo, da quando si alza al mattino fino a quando va a letto la sera, in questo loop che si ripete, Daniele. Non so se hai letto anche qualcosa, ma il film ti riserverà davvero grandi sorprese. Qualcuno pensava a un mockumentary perché si avvicina molto al taglio anche del documentario, ma hai ragione, cioè, citare Wenders è davvero anche donare a chi vuol far cinema tanto talento, Daniele. Assolutamente, guarda come lo era Kiarostami fece un film a Tokyo, poco visto fra l'altro, che era la storia di un vecchietto che chiamava una prostituta in casa, però non faceva nulla, e quindi poi viene coinvolto da una tragedia perché arriva il marito di questa prostituta. Quindi c'è questo raccontare un universo piccolo, ma in un modo straordinario. Ecco, quello è il cinema che comunque mi appartiene di più. Poi sono stato spettatore, continuo a essere spettatore di cinema che comunque sono spettacolo, però quel cinema secondo me è un cinema che comunque è un parallelismo a quello che ci ha maturati, ci ha fatto crescere. Ecco, Wenders, come ha fatto Kiarostami nell'ultimo periodo, sta ritornando un'idea, proprio perché c'è una crisi totale, c'è un avvicinamento soltanto ai numeri, agli incassi, e questa è una cosa molto triste. Esatto. Che si avvicina molto al pubblico e non riesci mai a formarlo, nel senso che non siamo niente. Il cinema, come diceva Vittorio De Sica, non salva nessuno. Non salva nessuno. Infatti diceva: non immaginate che il cinema salva il mondo, non salva niente, però fa riflettere, come tutte le forme d'arte. E allora quello che ha fatto Wim Wenders è un cinema minimale che comunque ha una sua grandezza, una sua potenza. Siamo andati a lezione di cinema stamattina. Grazie. Dobbiamo solo ringraziare il nostro teacher preferito. Daniele. Stavo leggendo che il mio ultimo lavoro fatto con piano focale, che si chiama Fine al contrario, se tu lo leggi, è una parola credo araba. Fine al contrario, tranne fine al contrario. Io ho un cortometraggio che si intitola Fine al contrario, e la parola enif è una parola araba. Lo stavo leggendo adesso, no, perché ti annuncio, e tu l'hai visto credo all'università, credo non l'abbia proiettato, questo lavoro fatto con 2 volti davanti a uno specchio. Ecco, questo era molto interessante. Il dichiarare che la macchina da presa non deve esistere, non deve mai esistere. Vedremo, siamo curiosi di vedere anche questo. Dobbiamo lasciarci con questa perla detta da un maestro come Daniele, grande direttore della fotografia. La macchina da presa non deve esistere, deve essere proprio un fantasma. Detto a me che faccio tipo fa un po' strano, però va bene, capisco che è tutto un altro linguaggio. Daniele Cipri, grazie infinitamente per aver aperto con noi questa prima puntata di Open Day Cinema del 2024 in questo modo prezioso. Grazie. Ciao Daniele, un abbraccio grande. Alla prossima. Intanto spazio